colorata, vivace, gustosa e profumatissima. I messinesi adorano questa insalata e anch'io me ne sono innamorata. In estate siamo sempre alla ricerca di ricette da gustare fredde da poter preparare anche con un certo anticipo. Questa volta ne propongo una tipica della tradizione messinese, protagonista lo stoccafisso. Sarà un'insalata ricca di profumo e di sapore. Ci mettiamo subito al lavoro. Patate ben lavate le metto in acqua fredda. Accendiamo la fiamma, portiamo a bollore e dal bollore occorreranno 20 o 30 minuti di cottura a seconda delle loro dimensioni. E passiamo adesso allo stoccafisso. Innanzitutto scegliamo le parti più pregiate, quelle più alte e carnose. Dopo averlo suddiviso in pezzetti più piccoli, possiamo passare alla sua cottura. Potete cuocerlo in abbondante acqua leggermente salata oppure, come preferisco io, cuocerlo al vapore per al massimo 7 o 10 minuti. Sistemato lo stoccafisso sul cestello, aggiungo anche un pizzico di sale perché durante la cottura lo prende meglio. Il nostro stoccafisso è ormai freddo e asciutto. Non dobbiamo fare altro che togliere la pelle ed eventuali spine presenti. Per fare questo è conveniente utilizzare semplicemente le mani così da sentire appunto sotto le dita eventuali spine. Sbucciamo le patate ormai fredde e le tagliamo a tocchetti. E adesso pomodorini, scegliete quelli che preferite, io amo i datterini. Sono piccoli, quindi li taglio semplicemente in due. Cipolla rossa di Tropea la taglio a rondelle. Del sedano scegliamo il cuore, la parte centrale più tenera e bianca. Lo rendiamo ancora più tenero pulendolo con un pelapatate. Per questa ricetta non usiamo solo il gambo, ma anche le foglie. Capperi dissalati e olive nere da tagliare per togliere il nocciolo. Per comodità il condimento della nostra insalata lo prepariamo a parte. Abbondante olio di oliva in una ciotola. Aggiungiamo un po' di sale. Un po' di pepe nero. E per finire origano a piacere. Per diventare davvero buona l'insalata deve riposare. La copriamo con pellicola e attendo un paio d'ore prima di servirla a tavola. L'attesa è finita.
Serviamo l'insalata di stoccafisso in un bel piatto. Ultimo tocco, ancora un po' di origano. Insieme a questo video trovate il link della ricetta con tutte le dosi e i dettagli della preparazione. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se volete aiutarci a diffondere le ricette della nostra tradizione.